Salve a tutti, bentrovati in questa nuova trasmissione che è il Laboratorio Politico Alba Siciliana, con chi vi parla e l'amico Salvatore Ginaprelli, che saluto. Buonasera. La trasmissione che viene settimanalmente ospitata nel canale Qui Sicilia e si propone di dare un'occhiata un po' alle questioni che hanno riguardato l'attualità dei giorni scorsi, per provare anche a capire qualcosa di più delle tendenze e di ciò che ci si prospetta. Prima di tutto un doveroso ringraziamento a chi ci segue. Devo dire che per la nostra dimensione, siamo contenti di aver incontrato un crescente interesse che pare si riproduca di puntata in puntata, e quindi ringraziamo chi ci segue e invitiamo, anche se condivide il nostro approccio agli argomenti eccetera, anche a condividere sui social gli aggiornamenti del canale quando arrivano ogni settimana. Incominciamo, Salvatore, come di consueto dal contesto più vicino a noi, la regione, le amministrative, tra l'altro piccolo flash su Messina perché stiamo trascurando un po' gli altri luoghi e cittadine importanti che sono interessate da questo appuntamento. Messina ha più candidati sindaco di Palermo, più del doppio, insomma, e questo evidentemente si riferisce a delle particolarità del contesto nel quale la frammentazione, possiamo dire così, la volontà anche di gruppi diversi di provare ad arrivare a questa possibilità di amministrare un capoluogo importante non ha sfoltito le candidature come invece è accaduto a Palermo. Invece Palermo si contraddistingue per un'altra caratteristica, o meglio uno dei candidati, colui che tra l'altro non ha neanche partecipato a uno degli ultimi confronti con gli altri in maniera così non giustificata, o nel senso che poi o perché è convinto di vincere o perché non vuole affrontare alcuni temi che sono sul tappeto. Parliamo del candidato del centrodestra, La Galla, che ha strutturato le liste che lo sostengono con un numero tale che praticamente i candidati al consiglio comunale che lui porta, o che portano lui, non so bene, la cosa è reciproca, sono più di 1000. Da una parte questo testimonia indubbiamente una capacità di pervasività o infiltrazione nel tessuto sociale o rappresentanza di questo molto ampia. D'altra parte tutte queste persone quali aspirazioni abbiano individualmente non è dato sapere, perché il Consiglio Comunale di Palermo non è così ampio da poter dare posto a tutti, non è il Parlamento nazionale, quindi saranno contributi modesti di ciascuno. Qualcuno si è già spaventato degli avversari in quanto ha ritenuto che già questo fosse una specie di armata per cui ognuno con 3 voti a famiglia, 4 voti a famiglia o del condominio già costituiva una massa d'urto vincente. Io semplicemente sarei ammirato verso il candidato sindaco se fosse riuscito effettivamente a trovare 1000 persone con la fedina penale a posto, con tutte le caratteristiche che la magistratura e le forze dell'ordine possono, senza precedenti. Insomma, non è facilissimo, perché sappiamo che purtroppo nella società le situazioni e i contesti sono di vario tipo, e quindi è senz'altro un rischio, una vulnerabilità quella di accompagnarsi a un numero crescente di persone. Avranno fatto tutte le verifiche del caso, ma fondamentalmente
hanno ritenuto che questo fosse una buona strategia. Salvatore, tu credi che questo esercito di candidati sia già lo scudetto e la coppa? E la Coppa, sì, la Coppa con 1000 candidati ci arriva, certo. Mm. Quindi tu lo dai per vincente. Se dovessi fare una scommessa, diciamo. Là il vincente è tra lui e Miceli. Però, visto che lui ha 1000 persone e le persone che lo appoggiano, ci sono buone possibilità, probabilità che la galla sia il vincente. Anche perché Palermo esce fuori da 5 anni di amministrazione della sinistra. Quindi o riescono quelli di sinistra a ricostruirsi una verginità che non hanno più e quindi in qualche modo riproporsi e vincere, ma io la vedo un pochettino difficile. Osservavo e insomma chi segue queste cose si sarà accorto che già da qualche settimana l'argomento principale contro il centrodestra è la questione della vicinanza appunto a figure come Cuffaro. Addirittura stanno comparendo in giro per Palermo dei manifesti che riprendono tutta la questione che ricollega Berlusconi con Mangano, insomma tutto quello che anche lo stesso Travaglio, ricordiamo quando si doveva eleggere il Presidente della Repubblica, ha fatto non so quante decine di puntate ricapitolando tutti i suoi libri su Berlusconi, la mafia e compagnia bella, e quindi schiacciando in pratica quella controparte su un piano che la equipara insomma al sindaco dei mafiosi, insomma, sostanzialmente. Usano questo argomento perché sanno che è abbastanza forte, però come tu dicevi giustamente il problema è poi l'eredità di Orlando, che non è proprio una meraviglia. È chiaro che in questi casi se io provo insomma umilmente a mettermi nei panni dell'elettore palermitano, ma guarda che la cosa potrebbe avvenire anche a livello regionale, quindi ci potremmo trovare tutti alle prossime regionali di fronte a un centrosinistra che parla della Sicilia, che appunto ancora vede gli spettri della sua problematicità che vengono incarnati nella controparte, e al di là di quanto uno voglia credere o meno, insomma, e via di seguito, che fa? Già da questa fonte, insomma, da questo luogo abbiamo detto qualcosa sull'amministrazione, sulla presidenza di Musumeci, per cui ci ritroveremo un po' nella stessa difficoltà, no? Di dire che fai, voti i cosiddetti candidati della malavita oppure persone che non hanno fatto un buon lavoro semplicemente. Non è una buona scelta, voglio dire, non si va con tranquillità e con stima come di solito si dovrebbe fare. Del resto, come ti ricordi, è anche buona norma congratularsi con l'avversario che vince, no? Ma se tu gli hai detto fino al giorno prima tu sei il mafioso, c'hai dietro i mafiosi, eccetera, eccetera, che fai? Ti congratulo, che dovresti portare una corona di fiori alla tomba di qualche martire dicendo mi dispiace, non sono riuscito a fermarli. Cioè, sarebbe un giorno di lutto, no? Se vince la controparte, visto come l'hai dipinta. In questo non so se ci sono le condizioni per un elettore di fare veramente il suo lavoro. C'è tutta una massa, c'è un partito invisibile che è il partito del non voto. Allora, se chi si propone di cambiare riuscisse a canalizzare questo partito del non voto, e allora possibilmente qualcosa potrebbe cambiare. Ma la gente è sfiduciata e quindi chi andrà a votare perché è come le partite di calcio, basta, sei tifoso di quella squadra e per partito preso continuerai a votare per quella squadra. Cioè non credo che tutte
le problematiche, i concetti e i ragionamenti che fai, l'elettore se li ponga. O quantomeno ci sono certamente che se li pone, ma è così irrisoria la quantità, il numero di persone che non riusciranno a fare la differenza. Questo modo di fare la campagna elettorale sicuramente fa appello a quello che dicevi tu, perché è chiaro che c'è stato un percorso pluridecennale. Chi oggi segue il punto di vista di Travaglio eredita precedenti impostazioni che erano anche quelle in cui tutta la questione della politica e della criminalità, insomma, non è una lettura nuova. La differenza che io vedo è che 20 anni, 30 anni fa, su questo effettivamente la sinistra aveva possibilità di costruire un rapporto forte con una parte dell'elettorato, che non si riconosceva solo in questo approccio alla questione, quindi vedendo la Democrazia Cristiana come una controparte grave, insomma, e pericolosa, ma avendo anche un partito che rappresentava l'alternativa. E quindi in questo senso c'era l'antimafia col suo partito. Questa possibilità oggi, questa forma di rispecchiamento tra narrazione storica anche, ormai, rispecchiamento nel voto, funziona fino a un certo punto, perché il Partito Democratico non è il Partito Comunista, perché ha assorbito una parte della Democrazia Cristiana, tra l'altro, e perché si è portato su posizioni nel cosiddetto centro dell'area politica nazionale. Hanno scelto loro stessi, no? Di non considerare più la controparte in quel modo, tranne durante la campagna elettorale, anche perché un fattore specifico di questa fase in cui ci troviamo è che quel centrosinistra fa i manifesti con Mangano per accusare il candidato La Galla di essere uno di quelli, mentre al Parlamento nazionale governa insieme a Berlusconi, che se Mangano era un problema, Berlusconi lo era ancora di più. Questo riconoscerai che finisce con un po' far traballare quel monolito che è anche la stele a Capaci, no? Di fronte alla quale l'assoluto è quello. In effetti queste categorie di presa di distanza vengono smentite dagli stessi soggetti che le portano in questo caso per demonizzare gli antagonisti, o no? Oggi trema la stele di Capaci, trema l'albero a Palermo, trema tutto. L'alternanza, si sono alternati ormai da 30 anni, 40 anni, però alla fine non concludono niente e basta. Cioè, dicevo qualche tempo fa, io li vedo come degli attori. Sì, il teatro che è sceso dal palcoscenico e diventa la vita di tutti i giorni. Cioè, questi politicanti sono attori che in un determinato palcoscenico recitano un ruolo. Al Parlamento ci sarà Berlusconi e altri. In altri palcoscenici, tipo Palermo, oppure regionali, eccetera, devono recitare per forza altri ruoli e si interscambiano. In una parte magari fanno delle scene dove si comprendono, portano acqua verso un determinato discorso comune, e in altri palcoscenici invece avranno ruoli magari contrapposti, eccetera. Quindi non ci sono più politici di spessore, né a livello internazionale né a livello proprio nazionale e locale. Non esiste più la politica per lo Stato, la regione, cioè per il bene comune, ma esiste la politica fine agli interessi del partito. Siamo in mano a delle oligarchie che si scontrano l'uno con l'altro per perpetrare il potere di ciascun gruppo, dove poi il cittadino
viene emarginato, cioè, cioè viene chiamato in causa solo e semplicemente perché questa sorta di rappresentanza ha bisogno di essere, diciamo, di avere, deve essere eletta. di essere eletta, sì, perché hanno bisogno appunto di avere qualcuno che gli delega la rappresentanza. E poi solo quando si ricordano del cittadino e allora rispolverano tutte le prese in giro, le favolette. Qui in Sicilia cominceranno a parlare del ponte sullo stretto, di fare l'alta velocità, però appena prendono i voti, boh, stop, l'oligarchia partitica che ha vinto mette da parte di nuovo il cittadino e continueranno a fare gli interessi loro, ma manco loro locali, interessi di gruppi elitari. Il fatto che appunto si debba passare per quelle che sono le elezioni, tra l'altro poi dicevo anche questo aspetto dei candidati al Consiglio Comunale. È chiaro che il Consiglio Comunale è un organo che può funzionare, a volte può anche buttare fuori un sindaco dopo i primi 2 anni, voglio dire, può succedere anche questo, quindi nonostante tutte le riforme che a partire dall'elezione diretta del sindaco hanno ridotto la instabilità che in precedenza fino al 93 caratterizzava in maniera crescente i consigli comunali, i comuni, insomma le amministrazioni, però è ancora un luogo che può creare problemi al sindaco, può fare opposizione e via di seguito. Quindi non dimentichiamo che se tra la teoria e la pratica, nella pratica non c'è quel ruolo di controllo e collaborazione che deve un po' vigilare durante l'attività di una sindacatura, questo vuol dire che si sono manifestati dei problemi nella fase di selezione di questa classe dirigente in un certo senso. È una responsabilità condivisa. Voglio dire che quei cittadini di Palermo o di qualunque altra città che si ritroveranno a occupare quei seggi e si vedranno passare davanti determinate carte che il cittadino comune non vede e voteranno su tante delibere e tante indicazioni del Consiglio. Poi il risultato finale, cioè questa personalizzazione per cui appunto le magagne di Orlando sono tutte sue, non credo che corrisponda a verità. È chiaro che sono lì, ma per arrivare ad avere tutti questi tipi di problemi nella pratica, cioè si manifestano nel tempo, no? E chi è che nel tempo, il mese prima che scada quella cosa, il mese prima che bisogna rifinanziare quel soggetto, prima di arrivare al guaio, perché non parlano queste persone? Ovviamente questo non scarica di un grammo il problema di un sindaco che non ha lavorato bene, però non è da solo, questo ti voglio dire. Non solo c'è gli assessori, non solo ci sono gli assessori e la sua maggioranza in consiglio, ma l'opposizione dove è stata? Questa è la domanda. L'opposizione, ma anche se sicuramente avrà fatto il suo lavoro, avrà criticato qualcosa, ma se è opposizione significa che è in minoranza. E quindi anche se vuol portare avanti un discorso, se c'è una maggioranza che decide di deliberare in un determinato modo, sicuramente qualcosa l'avranno portata perché le bare accumulate al cimitero del Rotolo, ora ultimamente ai quattro canti hanno messo un obbrobrio di arte moderna, così questa gru abbattuta lì, cioè che con il contesto non c'entrava niente. Qualcuno l'ha deliberata sta cosa qua. Cioè, non è che io non voglio criticare l'opera d'arte che poi ogni artista esprime un suo pensiero attraverso appunto l'arte, però voglio dire deve anche essere contestualizzata all'ambiente circostante, no? C'era, che so io, la zona industriale, qualche altra parte, la fiera, il porto, e mettere questa cosa qua, magari era più nel contesto,
ai quattro canti, rinascimentale, eccetera. Cioè, chi è che ha preso questa decisione? Io non lo so se è stato portato in consiglio, se l'opposizione ha votato o non ha votato contro, oppure dall'oggi a domani ognuno arriva lì e spunta sta cosa qua, sto obbrobrio ai quattro canti. Al di là dell'arte, giusto? Certo. Così, chi ha deliberato? Palermo, e non è solo una questione di Palermo, è piena di posteggiatori abusivi. Chi è che fa? Non se ne accorgono camminando, cioè se ne accorge il cittadino palermitano, e non solo palermitano, anche uno che non è di Palermo che arriva, deve posteggiare e si vede già subito aggredito, che vogliono i 5 euro. Il sindaco che ha il potere di intervenire con i vigili urbani, eccetera, gli assessori, l'opposizione a porre almeno il quesito. Non abbiamo potuto fare a meno di notare questo esempio di campagna elettorale contro gli altri piuttosto che a favore dei propri argomenti. Qui abbiamo una grafica realizzata da chi ha candidato Ciro Lomonte, e in cui però si parla dell'altra candidata, diciamo, fuori dagli schemi, così come abbiamo detto, Donato, alla quale ha dichiarato l'appoggio, il sostegno Antonio Ingroia, e il movimento che sostiene il candidato sindaco Lomonte critica su una questione che obiettivamente ha poco a che vedere con l'ambito amministrativo, con la politica palermitana, con una sorta di equiparazione tra le scelte personali riguardanti tutta la questione dei vaccini con invece la questione politica, che è stata politica nazionale, delle restrizioni, del Green Pass, eccetera, che ha visto la stessa onorevole Donato, in quanto parlamentare europea, anche iniziare una campagna di dissenso. Tra l'altro su questo un'intervista a Ingroia sulla Repubblica sostanzialmente appunto portava il discorso su un piano diverso, perché anche lui stesso si era espresso contro le restrizioni. Poi le scelte sanitarie, appunto, così come non dovrebbero essere obbligatorie, non dovrebbero neanche essere oggetto di recriminazioni da parte di altri, insomma, si vaccina se stessi in linea di massima. Ecco, io inviterei, se qualcuno dei nostri ascoltatori è vicino o direttamente o vicino a chi consiglia le campagne di comunicazione dell'architetto Lomonte, io consiglierei di non continuare su questa strada, perché tra l'altro ricorda un po' la famosa questione dei polli di Renzo, insomma, non credo che togliere qualche voto alla Donato per portarlo all'Omonte sposterà il destino di queste amministrative. Penso che insomma gli obiettivi sarebbero di altro genere. Possono andare avanti così a massacrarsi a vicenda? È una cosa buona secondo te? La Donato con Ingroia praticamente spera, perché c'è un sondaggio che la dà al 4,8%, di racimolare quello 0,2, 0,3 eccetera, per poter almeno arrivare al 5%. Certo, non sarà questo tipo di propaganda che farà in modo di avere qualche voto in più il candidato sindaco Ciro Lomonte, però c'è un detto che in guerra e in amore tutto è ammesso, no? Questo approccio del cercare di danneggiare un altro, secondo te funziona? La stessa cosa in grande scala, cioè se proiettiamo fra i due partiti, cioè le due coalizioni, quello va contro Berlusconi, quell'altro va contro... Però allora noi abbiamo perso la speranza che, come si dice, sopra alla spina dorsale e al cervelletto sia rimasto qualcosa, non solo negli elettori, ma soprattutto in chi si cimenta nella gara democratica, perché se io ancora penso di poter, poi magari non seguono il mio consiglio,
Però io dico, guardate che secondo me questa cosa non funziona dal punto di vista della comunicazione elettorale. Non credo che mi possano rispondere sì, però la dobbiamo fare comunque. Cioè, un'aggressione, un puntualizzare eventuali magagne della controparte, puoi scegliere se farla o non farla. È un atto volontario, non è un riflesso condizionato. È ovvio, è Qualcuno ha ovvio. pensato che questa era una buona idea, Qualcuno che comunque non era siciliani liberi, dici del trio del delle, trio, sì. delle Sì, liste. sì, 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 sì. Alla fine non si può dividere, come si dice, la responsabilità nel momento in cui Certo, almeno nel decidere che una cosa, cioè dice, un momento è l'idea, l'altro momento è l'uscita dell'idea, cioè la sua concretizzazione. O c'è qualcuno che non si consulta con gli altri, oppure nel momento in cui si è consultato e hanno detto tutti va bene così, mettiamoci la faccia e il nostro discorso è noi siamo contro il Green Pass, quella là invece si è portata in groia che si è fatto il terzo vaccino, quindi come si dice è una poco credibile perché fa miscugli strani di posizioni. Questo avrà avuto il consenso di tutti coloro che ne rispondono, insomma, altrimenti qualcuno deve dire scusa ma che hai combinato? Cioè mettetevi d'accordo prima, no? Come si suol dire. ma l'ha donato che insomma esce dalla Lega e quindi porta avanti un discorso di destra, critica verso l'Europa, eccetera. Come si pone con una personalità prettamente di sinistra, cioè pro Europa, pro cioè, con visioni diverse su alcuni argomenti? No, io non conosco le posizioni di Ingroia sull'Europa, sinceramente. Comunque la domanda l'hanno fatta a Ingroia nell'intervista su Repubblica. Sì, sì, che non c'è più né destra né sinistra. La destra e la sinistra ci sarà. Certo, non è questa destra e questa sinistra che ci troviamo noi qui in Italia. Ipotizzando che sia possibile scegliere ciò che si dice e scegliere come proporsi verso coloro di cui si vorrebbe avere il consenso, non individuo nessun valore aggiunto, insomma, in una scelta di questo tipo e quindi semplicemente da spettatore, ecco, esprimo il mio punto di vista. Dicevamo invece che appunto questa problematica che in questi casi appunto riceve proprio una, come si dice, una sorta di accelerazione, il problema per cui se parli di Palermo devi trovare il candidato della mafia perché non sia mai che la mafia non abbia un candidato a Palermo, a differenza magari di altre città d'Italia che non si sa, nessuno va a chiedersi qual è il candidato della mafia a Trieste, per dire, ma cosa mi dite mai? Insomma, non è un qualcosa, non è un qualcosa di verosimile. E appunto proprio per questo periodicamente girano delle grafiche che rappresentano un territorio, una parte dell'Italia, suddivisa non per prodotti tipici o presenza di boschi, ma secondo coloro che appunto fanno vedere questo tipo di mappe, la competenza, le aree di competenza della criminalità organizzata rispetto all'intero territorio. Qui abbiamo appunto Cosa Nostra Oggi, fonte Direzione Investigativa Antimafia. E quindi questa è buona sia per chi vive in Sicilia ma anche per i turisti, insomma se vogliono visitare i capoluoghi della criminalità, addirittura Palermo è divisa in diciamo, una specificità di quartieri perché non è tutto uguale e questo può essere utile per i candidati, però non c'è punto dell'isola che non abbia il suo ambito di competenza, come in ogni comune c'è un campanile, in ogni abitato, in ogni villaggio c'è un mafioso.
Non so se la direzione investigativa antimafia possieda dati che siano utili per rappresentare una simile spartizione del territorio anche per altre parti d'Italia, perché vorrebbe dire che qua ci sono tutti i cognomi, insomma il gruppo di qua, il gruppo di là, vorrebbe dire che ci sarebbe la stessa presenza, oppure invece se non si fanno queste mappe vuol dire che è una peculiarità tutta siciliana. Non ti sembra, Salvatore, che rispetto a ciò che nel tempo anche gli stessi specialisti dell'argomento che hanno seguito l'evoluzione non sia rimasta un po' una cosa anacronistica rispetto anche a quello che sono i giri economici che vedono con un altro profilo, ma comunque un'azione di illegalità e di criminalità organizzata che è più interessata a luoghi dove girano più soldi rispetto alla Sicilia, che insomma è rimasta un po' indietro, no? Da questo punto di vista. Però ancora dobbiamo portare avanti questo discorso per cui l'Italia si differenzia tra nord e sud, perché al sud l'amministrazione è delegata a tutti questi gruppetti, al nord invece no. Secondo te è verosimile? Come hai detto tu, è anacronistico. Cioè, voglio dire, non vogliamo negare che ci sia un problema di criminalità organizzata, ma ormai la criminalità organizzata investe tutto il territorio italiano. Chi era Falcone e Borsellino dicevano segui i soldi e trovi i mafiosi. E quindi se il grosso dell'economia è nel nord, centro-nord, così, non penso che sia assente la criminalità organizzata. Certo, io penso che anche per le altre regioni ci siano delle mappe di questo genere qua. Però fa comodo, fa comodo perché se devono dire che le cose vanno male giù da noi, la colpa non è perché non fanno delle scelte politiche o delle politiche di sviluppo o di rilancio, ma è impossibile perché qui sotto c'è la mafia, che sarà anche vero, sì, però quali politiche stanno adottando per contrastare questo fenomeno? Qualcuno diceva che se lo Stato vuole sconfiggere la mafia deve suicidarsi. Persistere in questa modalità di visione di un contesto, per chi lo vuole prendere sul serio, appunto consigliavo a turisti e residenti di considerare soltanto il soggetto che viene rappresentato come soggetto dominante, quindi riferirsi ai capi zona e dimenticarsi di tutto quello che riguarda l'istituzione dello Stato stesso a livello locale e nazionale, perché delle due l'una: o governa lo Stato e quindi dà e chiede di conseguenza, oppure non governa, e lo dice lui stesso, perché questa è appunto una struttura dello Stato che produce queste rappresentazioni. E allora cosa mi vieni a cercare l'IMU? Ho già pagato ai veri padroni dell'isola. Non si può avere tutte e due le cose, no? Un cittadino fedele allo Stato che però sa che in realtà lo Stato non conta a suo dire. Qui dice, per esempio, nella provincia di Siracusa 7 gruppi se la spartiscono, manco uno, 7. Lo Stato cos'è? L'8° gruppo? Mi pare che sono già assai. Non ce n'è bisogno, tutto sommato. Per tutti i problemi, per problemi di lavoro, se vi rubano il motorino, se il vicino fa schiamazzi, rivolgetevi a questi che sono così capillari, così presenti, insomma, e sapranno come gestire il problema. Insomma, vi daranno delle risposte, voglio dire, no? Questi sono i luoghi comuni. Si ricade di nuovo all'indomani dell'unità d'Italia, ci si fidava più del potente locale che non delle forze dell'ordine. Io non so se sia così anche oggi, ma per la visione di questo tipo sarebbe giusto continuare su quel piano lì, visto che li si mette, c'è pure l'elenco dei nomi, uno così sa chi deve andare a cercare, è anche un aiuto. Ma visto che c'è l'elenco dei nomi, li andassero
a sdrenare. Uno dei pochi eventi che avranno dei riflessi nel prossimo appuntamento per le regionali è che qualche tempo fa un rappresentante tra i più conosciuti, insomma, del Movimento 5 Stelle a livello nazionale, ma in particolare qui in Sicilia, tale Giarrusso, aveva avanzato la propria candidatura al presidente della regione. Formula piuttosto strana e sbagliata sicuramente, perché in un partito non funziona così di solito, anche se si chiama Movimento 5 Stelle, e comunque sicuramente per insofferenza rispetto alle logiche che quel movimento segue, cioè di vedere appunto come va l'alleanza col PD a queste amministrative, cioè fare sempre un passettino alla volta in base a tutte le circostanze, non sulla base di una diversità originaria per cui sarebbe giusto che avesse un suo candidato. Comunque fatto sta che questo autocandidato se n'è anche andato già che c'era dal movimento, quindi è un'altra figura appunto che viene a mancare in questa struttura, il che, faccio questa ipotesi totalmente priva di elementi a corredo, però io credo che anche alle regionali il Movimento 5 Stelle un candidato presidente non lo presenterà. Pensi anche tu che non avranno un candidato oppure no? Non penso perché verosimilmente non lo avranno. Se continueranno questa accoppiata vincente Movimento 5 Stelle PD, è chiaro che metteranno un candidato del PD. Poniamo già che sia un dato di fatto. Quindi vuol dire che alle prossime regionali non ci sarà il Movimento 5 Stelle che insomma ha negli ultimi 10 anni, 10 anni non sono pochissimi, ha dominato la scena del voto di protesta, perché noi ricordiamo dal 2012 è stato il primo forte impatto, quindi gli elettori di protesta, o come vogliamo chiamarli, non potranno, anche volendo, continuare, se vogliamo, nell'inganno o nell'autoinganno della scelta per i 5 Stelle, perché semplicemente quell'opzione non ci sarà. Pensi che questo possa far suonare nella testa di qualcuno l'opportunità, la possibilità, la spinta a voler cogliere una sorta di lacuna, o come si dice, di spazio, uno spazio elettorale lasciato libero dopo 10 anni dal Movimento 5 Stelle per rivolgersi anche a quell'elettorato con un'altra proposta, insomma un altro soggetto. Potrebbe essere. Allora, il fatto che non ci sia un candidato alla presidenza della regione del Movimento 5 Stelle non vuol dire che il simbolo del Movimento 5 Stelle non appaia alle elezioni regionali. Potrebbe essere in coalizione, no? E quindi, allora, dell'universo di quello che fu l'universo 5 Stelle, dell'elettorato 5 Stelle, c'è un nocciolo duro che continuerà a votare. Una parte seguirà per simpatia i vari parlamentari, diciamo, persone politiche fuoriusciti, e quindi che sono andate a confluire su Italia Exit, Fratelli d'Italia e altrove. E la maggior parte della gente delusa, secondo me, andrà a ingrossare le file del partito del non voto. Questo come elettori, ma come candidati, dico, un raggruppamento potrebbe cercare una figura da portare come candidato, un po' come l'ha Donato a Palermo, per dire, va, come paragone possibile. Come gruppo parlamentare non lo so, che c'è rimasto attiva, cioè Sicilia Attiva là c'erano, però non so se questi stanno confluendo
a destra, Sì, non lo so. mi pare di sì, e comunque sono ex grillini, non credo che potranno soddisfare molti elettori, insomma, io parlo di gioco nuovo, fondamentalmente. No, non credo, non credo che abbiano la forza e forse manco lo vogliono. No. Andranno ad appoggiare qualcuno, ma non. Ho capito. Vabbè, vedremo, insomma. Per ora abbiamo questo dato di uno spazio che ci sarebbe, poi se nessuno vorrà provare ad occuparlo, pazienza. Per la parte che riguarda gli avvenimenti di rilevanza nazionale, un altro fatto che ha avuto una certa importanza, almeno come inizio, poi vedremo se effettivamente avrà un seguito, riguarda la questione di tutte le politiche degli scorsi 2 anni, prima del governo Conte e poi di Draghi, che in parte sono ancora in vigore, per esempio a differenza di centri commerciali, altri luoghi di assembramento incontrollato, i poveri parlamentari si sono un po' ingabbiati da soli perché ancora devono stare con la mascherina e fare i loro interventi, e la Casellati si arrabbia e butta fuori dall'aula chi non rispetta questo regolamento, e mi dispiace per loro, ma insomma, d'altra parte. Però oltre ad essere nella gabbia che hanno contribuito a costruire con la mancata opposizione e anzi con il sostegno attivo alle decretazioni d'urgenza, alcuni di loro, forse avendo capito che altrimenti non avranno nessun futuro e quindi magari per ritrovare una dimensione di rappresentanza in qualche modo, si sono fatti promotori e anche come ponte, in qualche modo come tramite nelle istituzioni di realtà militanti che sono ancora all'esterno, parlo per esempio del partito Ancora Italia e di altre, per utilizzare gli strumenti della democrazia parlamentare come le commissioni d'inchiesta su questo argomento, visto che nel corso dei mesi, delle settimane, se si diceva che i vaccini erano un farmaco sperimentale, la sperimentazione è andata avanti sulla pelle della gente fondamentalmente, quindi qualche risultato in più arriva e questi risultati dicono determinate cose che appunto non fa bene a tutti, a qualcuno fa anche parecchio male. Ma in ogni caso c'è stata questa iniziativa di presentazione al pubblico di una proposta di istituzione di commissione bicamerale d'inchiesta. Darei una lettura veloce a un articolo dell'Antidiplomatico che dice le seguenti cose. Commissione parlamentare d'inchiesta sui vaccini Covid. Di cosa hanno paura i media mainstream? Saltano i nervi ai media mainstream davanti alla proposta di una commissione parlamentare d'inchiesta sui vaccini anti-Covid. Sbracato, ad esempio, la Huffington Post, che illustra la conferenza di Alternativa. Alternativa è un gruppo formato da alcuni ex Movimento 5 Stelle in Parlamento. Conferenza che presenta la proposta di commissione come il gran galà di Novax, No Pass, filoputiniani, antivaccinisti e cospirazionisti vari. La solita caricatura che appunto viene fatta di chiunque provi a dire qualcosa di diverso. Ma perché tanta fibrillazione? Perché c'è la possibilità che questa commissione, davanti all'evidente fallimento della gestione dell'emergenza Covid e la 4ª dose di vaccino paventata per l'autunno, non finisca come la fantomatica commissione parlamentare d'inchiesta sul coronavirus, che pure avrebbe dovuto indagare solo su quanto avvenuto prima del 30 gennaio 2020. Una commissione parlamentare d'inchiesta sui vaccini anti-Covid, invece, avendo gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, potrebbe far luce, non come quella abortita e dimenticata, su ipotesi destinate a restare tali come la storia del famoso laboratorio P4 di Wuhan, bensì su uno scandalo che gli italiani hanno pagato sulla loro pelle. Basti pensare alle giravolte nel febbraio 2021 sul vaccino AstraZeneca, definitivamente ritirato nell'estate senza nessuna spiegazione ufficiale.
alle fraudolente dichiarazioni ufficiali sui vaccini, dapprima presentate come profilassi per le sole categorie a rischio e poi imposti a tutti col Green Pass, alla inesistenza di un servizio di farmacovigilanza attiva sulle vaccinazioni. Ma occupiamoci della proposta della Commissione parlamentare d'inchiesta che, come dichiarato da Francesco Sapia, deputato di Alternativa, dovrà ricercare le cause e le responsabilità ai vari livelli degli errori relativi alla vaccinazione anti-Covid e fare luce sulle reazioni avverse e sul rapporto rischi-benefici dei vaccini nelle varie fasi della pandemia, nonché sull'eventuale presenza di condizionamenti nella gestione dell'emergenza sanitaria e sulle modalità di approvvigionamento delle partite vaccinali. Una richiesta supportata anche dalle tante relazioni presentate nella conferenza. Una per tutta quella del professor Giovanni Fraiese, endocrinologo e docente all'Università di Roma Foro Italico, sulla inefficacia e pericolosità dei vaccini anti-Covid, documentata anche da recenti studi pubblicati su Nature e su The Lancet. E per chi volesse c'è l'intera registrazione audio-video che qui potete vedere nel link. Ecco, Salvatore, io ho soltanto un pensiero rispetto a questo procedimento che sicuramente in un modo o nell'altro in Parlamento o fuori andrà avanti anche a livello non solo italiano. Sicuramente, appunto, per esempio per il professor Fraiese, mantenere delle posizioni non allineate gli è costato la sospensione e altri problemi di un certo tipo al momento nel corso di questo tempo. Però se vogliamo soppesare i due piatti della bilancia, considerando i costi che potrebbe comportare aver seguito la posizione opposta e quindi il supporto, l'allineamento, l'obbedienza ai diktat che vengono adesso messi in discussione e quindi con una corresponsabilità di ben altro peso e di ben altra rilevanza, può darsi che a un certo punto potrebbe venire fuori che medici come Fraiese sono quelli che per se stessi hanno fatto anche la scelta più intelligente, nel senso che almeno loro non rischiano di essere chiamati in causa per i danni da vaccino, perché sono stati appunto emarginati e quindi hanno pianto prima per non soffrire il doppio dopo, proprio da un punto di vista personale. Questa è la mia riflessione su questo argomento. Tu cosa ne pensi? Io penso che questa vicenda ha coinvolto tante di quelle strutture, personalità, professionisti che alla fine gli accertamenti andranno per le lunghe e poi cadranno nel dimenticatoio, anche perché l'Italia è il paese dei segreti di Stato, tipo Portella della Ginestra, Ustica e tanto altro ancora. Quindi non credo che si possa addivenire a qualcosa di definitivo, che difficilmente faranno fare liberamente certe indagini, credo. Facendo partire queste indagini da formazioni politiche o dai diretti interessati che in quanto pazienti hanno qualcosa da lamentare in conseguenza dei trattamenti ricevuti? Secondo me dall'una o dall'altra parte andranno per le lunghe o faranno buchi nell'acqua. Il problema fondamentale è tra l'altro questo annuncio per l'autunno, cui anche la definizione delle categorie diverse, per cui, come ti ricorderai, i primi comunque ad essere ricattati anche professionalmente sono stati proprio i medici, no? Per l'autunno si potrebbe prevedere, anche poi c'è stata questa intromissione del vaiolo, un provvedimento coercitivo dello stesso tipo solo per quella categoria, che è quella che invece è stata lo strumento di attuazione della campagna vaccinale per i cittadini. E però a questo punto cosa dovrebbe esserci? La cittadinanza che scende in piazza per difendere la vita e la salute
dei medici che vengono costretti a vaccinazioni obbligatorie? Pensi che la gente scenderà in piazza per salvarli? Io penso che deve scendere in piazza le organizzazioni sindacali dei sanitari. È giusto che i sindacati dei sanitari o delle forze dell'ordine o dei militari potrebbero essere quelli più soggetti o degli insegnanti Certo. scendano in campo e dire che così non si può andare avanti. Qualcuno ha definito, c'è scritto anche un libro con questo titolo, Maledetto vaccino, ma intendendo soprattutto non tanto la sua positività o negatività come farmaco, ma per i suoi effetti sulla società. Maledetto perché in buona sostanza ha creato delle pesanti forme di frazionamento e di discordia ai limiti della guerra civile in un certo senso tra parti della società. Questo forse sarà la conseguenza più difficile da riconciliare. Forse ci vorrà una generazione nuova, non quelli che adesso all'asilo stanno con la mascherina, i loro figli, quindi i figli dei bambini di ora. Ma forse nemmeno questi, perché c'è stata costruita una fobia che ancora oggi nei supermercati, per strada, tu vedi gente che cammina con la mascherina e quindi, anzi addirittura se ti vedono al supermercato senza mascherina, quasi quasi ti guardano storto. Per giunta una signora davanti a me che stava pagando, rivolgendosi alla cassiera, ma era rivolta a me, dice: ma ora che fa? Voi che chiusi, non si usa più mettere la mascherina? E la cassiera correttamente ha detto: guardate che noi siamo costretti perché siamo i lavoratori, però dall'1 di marzo, di maggio, così, non è più obbligatorio. È così? È così. Meno male che ci rispondevo io, perché? Oh, vabbè, lasciamo perdere. Io denuncerei, visto che c'è ancora una legge di pubblica sicurezza che non si può circolare per strada con il viso coperto, io comincerei a denunciare tutti questi qua che ancora continuano a camminare con la benda in faccia. La mia riflessione su questa fase specifica dal dopo 1° maggio è che in qualche modo noi tutti siamo stati subalterni a determinate prescrizioni e obblighi. Oggi come oggi, chi ancora ritiene che il prossimo tuo sia una minaccia alla tua vita, quindi tu parlavi di queste fobie stratificate, no? Consolidate, ha un piccolo problema, che la sua fobia non è più certificata o avallata dal soggetto pubblico, dal soggetto decisore, da chi fa le regole, e quindi se ne può stare chiuso dentro casa o può smettere di respirare, che è anche un modo per non inalare i virus, perché poi forse la mascherina funziona o no, ma se stai in apnea il virus non entra. Io voglio vedere quando arrivano 40 gradi. Sarà un'estate infernale per loro, più che altro per l'ansia. Appunto. Pazienza, pazienza. Cavoli loro. Rilevavo proprio oggi, insomma in questi giorni, che all'interno dei contenitori di dibattito, insomma, che informano, fanno discorsi riguardanti questo problema che sta diventando sempre più chiaramente al 90° giorno del conflitto russo-ucraino una questione di guerra, notavo un fatto: più si parla di NATO, di quanto è giusto che nuovi paesi entrino a farne parte e via di seguito, e più teoricamente si dovrebbero coinvolgere come interlocutori, come ospiti, per esempio, a cui chiedere lumi, persone che sono del mestiere, dal punto di vista dell'ambito geopolitico e militare soprattutto, cosa che invece non accade. Io non li ho visti di queste figure qui. Poi tu, Salvatore, qualche volta mi hai anche segnalato, insomma, che giustamente dal mondo militare voci arrivano, punti di vista, valutazioni,
di vario genere, ma in maniera spontanea, così un po' con un passaparola, non perché i professionisti dell'informazione dicono beh, facciamo parlare chi è del mestiere. E poi vengono fuori per questo motivo dei discorsi che fanno anche un po' pietà, in cui si applicano le categorie dell'asilo nido per dire ma quello ha dato lo schiaffo per primo e quindi io gli ho risposto, cioè l'inadeguatezza di chi è portato a affrontare questi argomenti produce analisi che non si possono neanche chiamare tali, per cui addirittura in questi giorni si dice beh vabbè entrano tutti nella NATO, questo può anche portare alla terza guerra mondiale, però probabilmente la terza guerra mondiale la vinciamo. Io non lo so se la vinciamo o no la terza guerra mondiale, diciamo che non ho particolare voglia di intraprenderla, ma così a cuor leggero appunto si dice più siamo meglio è perché così gliela facciamo vedere ai russi, senza un minimo di cognizione di cosa significa anche per la propria vita. Non è il cinema, voglio dire, sono rischi reali. L'assenza di persone del campo non è proprio vera, perché in qualche trasmissione, ma vedi, faccio una tocca e fuga perché poi è tutto una pubblicità, tutta un'informazione a senso unico, però in qualche trasmissione così c'è qualche ambasciatore e quindi che dovrebbe capirne di politica internazionale, di rapporti internazionali, eccetera, e qualche generale. Però la maggior parte, non lo so, mette da parte gli studi e recita la parte che gli è stata data. Qualche generale dice e non dice, altri apertamente pare abbiano appeso al chiodo le stellette, cioè come se studi strategici, queste cose non ne avessero mai fatte, e altri invece, soprattutto quelli che già sono in congedo, cercano di dire la loro. Questo è il discorso. Purtroppo c'è un ordine di parlare che l'Ucraina sta vincendo, che i russi hanno difficoltà, che sicuramente hanno delle difficoltà, ma non è vero che hanno tutta questa difficoltà, anche perché la parte meridionale, insomma, è in mano russa. È inutile che qualcuno, qualche diplomatico dice che comunque è giusto mandare armi, ci sono punti di vista che bisogna aiutare perché l'Ucraina deve vincere questa guerra, perché non si può permettere l'Ucraina come baluardo per il mondo occidentale, eccetera, perché come finisce con l'Ucraina ci sarà l'invasione, insomma, la grande Russia, eccetera. Io non lo so i piani che ha la Russia. Sta di certo che Zelensky non si siede al tavolo delle trattative perché prima vuole l'abbandono da parte russa delle terre occupate. Allora, due sono le cose: o Zelensky accetta il fatto compiuto, oppure, se è in grado, sfera la controffensiva, ributta indietro le truppe russe, cioè li butta fuori dal proprio territorio, cioè, e poi può darsi che riesce ad accettare. Penso che comunque quest'unità che si fa vedere dell'Ucraina, Zelensky, io penso che Zelensky avrà la sua opposizione all'interno e prima o poi qualcuno gli deve fare capire che non era da farla iniziare questa guerra e che comunque rischierà di perdere parecchio, anche dal punto di vista economico, perché se pure a caso gli chiude veramente l'accesso al mare, la Russia, hanno voglia di sbattere la testa col grano che si rovina, eccetera. Perché questa qua è un altro tipo di guerra che sta facendo la Russia, con il grano che viene a mancare.
mandando il grano alla parte povera del pianeta, quindi manco a farlo apposta l'Africa, saranno milioni e milioni di persone che verranno in Europa a cercare di trovare qualcosa. E questa è anche un'altra strategia. Comunque, come ti dicevo, molti parlano e dicono delle cose come se fossero nel paese di Alice delle Meraviglie, cioè parlano con il cuore, con quello che vorrebbero che si venisse a creare, ma non parlano dal punto di vista strategico, tattico, cioè dal punto di vista geopolitico, che non si può fare con le intenzioni. Più che altro quello che mi lascia perplesso è l'ultima di queste serie di notizie, è il coinvolgimento della Danimarca, che sarebbe attrezzata con particolari armi che dovrebbero essere efficaci per distruggere le navi russe. Siccome le notizie, stiamo parlando di notizie pubbliche, le leggi tu, le leggo io, le leggono i russi. Ora, il governo russo, l'esercito russo che dice Danimarca sta fornendo questa roba per farci danno? Benissimo. La Danimarca è un nostro nemico. Perché non è che siccome le fa sparare a qualcun altro allora non ha, senza tutte le armi fornite appunto dall'Occidente, l'Ucraina non sarebbe in grado appunto di fare alcunché. E quindi questo è la cosa più strana, che sembra che questo fatto sia a costo zero, cioè tanto la guerra la fanno lì, tanto a morire sono gli ucraini, tanto i russi se la prenderanno sempre e soltanto con gli ucraini. Al di là delle conseguenze di cui giustamente parlavi tu, che non sono bombe ed esplosivi, ma problemi altrettanto significativi, ma semplicemente sul piano della possibilità di una estensione di questo conflitto, ci si ostina a non crederlo possibile nell'immediato futuro, nonostante si faccia di tutto per andare in quella direzione. Perché neanche ci si nasconde dicendo, cioè, non dicendo nulla, poi spuntano questi strani missili nuovi o particolari nelle mani degli ucraini, chi glieli ha dati non si sa, la Befana o la Fatina buona, però almeno non c'è il diretto coinvolgimento di un'altra nazione. Cioè i danesi pure sono un po' come gli italiani, non credono che gli potrà mai arrivare qualche conseguenza seria per questo tipo di atteggiamento. I danesi soffrono della malattia dell'Occidente, che noi possiamo tutto perché siamo i migliori. E poi rischiamo di fare di dire delle cose o fare delle cose che come un boomerang poi ci ricadono addosso e poi ci pensiamo addosso a dire come è possibile questo, come è possibile quest'altro. Ma è tutta una questione di ingenuità. L'altro giorno in un telegiornale la giornalista, l'inviata, diceva che vicino a una città che è circondata, insomma, che si sta combattendo, i russi avevano lanciato dei missili alla stazione, però non hanno colpito i binari, sono caduti un pochettino distanti dal binario. Ma sei scema? Scusa, cioè, voglio dire, a parte il fatto che lo sanno se hanno beccato o meno i binari, cioè se l'attacco è andato a buon fine, ma tu glielo dici apertamente che Devono provarci un'altra volta. i binari, quelli là ci provano di nuovo, no? Aggiustano il tiro. Ma gli ha detto se erano di quanti metri, se verso destra o verso sinistra, così le cose bisogna darle precise. Ha fatto vedere le immagini. Ok, vabbè, già aiuta. Allora, in artiglieria si chiama fare forcella, no? Cioè spari un colpo verso un determinato obiettivo e allora l'osservatore dice lungo e gli dice all'incirca quando è stato lungo questo tiro. Allora se ne fa uno corto che arriva prima
e dice che all'incirca per differenza, giusto? Quindi è questa forcella. È chiaro che l'obiettivo si trova fra il tiro lungo e il tiro corto. E allora a partire dal tiro corto si aumenta poco fino a che sicuramente becchi il bersaglio. E quindi, vedi, gli stiamo dando una mano. Sì, 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 per dire. Ora, questi missili contro nave che dovrebbero essere inviati dalla Danimarca in Ucraina. La Danimarca glieli deve trasmettere tramite la Polonia. Siamo sempre lì. Questi missili impacchettati appena superano la frontiera polacca, cioè entrano in Ucraina, sicuramente si cercherà di distruggerli prima che arrivino nel sud, no? Un'altra strada potrebbe essere quella che dalla Polonia scendono in Ungheria, Romania e quindi già farli arrivare quasi lì nel Mar Nero. Però siamo sempre lì, appena arrivano in Bessarabia o insomma nella zona di Odessa, penso che logica vorrebbe che vengano intercettati prima che ma ammesso che si possa schierare questi missili e poter acchiappare una nave che si trova a 300 km, a 400 km di distanza, ma non ci si pone il problema che anche la Russia possa avere dei missili che in questo momento non ha voluto utilizzare? No, perché siamo tutti nell'ipotesi, no? È un gioco a scacchi. È un gioco che magari io non mi scopro le mie possibilità, io non scopro le carte. E poi però se ti arriva un missile potente, e comunque come dicevi tu, mi sa tanto che tutti quanti non vogliono arrivare allo scontro della terza guerra mondiale, però tutti stanno convergendo in questo imbuto, in questa strozzatura che poi però quando si arriva lì poi sarà molto difficile a tirarsi fuori, con tutte le conseguenze. È inutile che mandano le circolari in caso di esplosione nucleare, sigilla. Nastro isolante sul perimetro degli spifferi. Se c'è la casa danneggiata, uscire in ordine e andare verso qualcosa che è ancora stabile. Hanno idea chi è che scrive queste cose? Se la casa danneggiata mia è per una conseguenza dell'esplosione nucleare, giusto? Ma avete presente che raggio d'azione ha? E io devo fare chilometri prima di trovare, ma non chilometri uno o due, Insieme a tutti gli altri, tra l'altro. 8 km, 10 km prima di trovare un rifugio. Cioè, ma a parte il fatto che se ho la casa danneggiata, manco esco da lì perché non ci sarò più. L'altro discorso è il fallout e altre cose. Quindi non lo so, parliamo come se, non lo so, i cartoni animati, nelle favole. Questa cosa non potrà durare a lungo e diamo appuntamento a chi ci ascolta la prossima settimana per verificare una ipotesi che io avanzo, e cioè che al più presto emergerà in maniera più chiara e anche che non si potrà più nascondere un coinvolgimento degli alleati dell'Ucraina, chiamiamole così, e non soltanto nella forma che apparentemente è quella che fa dire di non essere in guerra, cioè di mandare soltanto mezzi e non uomini. Questo non è possibile perché soprattutto la richiesta di mezzi sempre più efficaci richiede uomini in grado di utilizzarli, non c'è verso. Ancora non siamo alla robotizzazione, all'automazione completa, droni a parte. E allora non tanto per la Russia, che già lo sa che insomma queste nazioni sono contro di lei, ma per le opinioni pubbliche nostre, voglio dire, d'Europa, dell'Occidente. Potrai ancora dire tu, cittadino
di non essere in guerra con un altro paese contro il quale non solo stai fornendo finanziamenti ai suoi nemici e mezzi militari, tu dicevi che caschetti e giubbotti antiproiettili, tutto il resto è offensivo, ma soprattutto i missili antinave direi che non sono difensivi e tutto il resto. Dico, nel momento in cui ci sono anche persone, e quindi sì, professionisti, quello che sia, però italiani, francesi, inglesi, tedeschi, che vanno lì con le armi in pugno, come fai a dire ancora di non essere in guerra? Diventa praticamente impossibile. Io credo che quest'ultimo schermo, come quando, perché c'è un precedente illustre, quando la NATO bombardò Belgrado, l'attuale Presidente della Repubblica, allora Ministro della Difesa, si arrabbiò molto perché qualcuno confessò che c'erano dei tornado italiani a fare quel lavoro, il che non si doveva dire. Ma perché non si doveva dire? Non si doveva dire perché così si manteneva questa forma un po' di estraneità, di stare lì, noi stiamo a guardare, noi siamo i pacificatori. Come pacificatori? State buttando le bombe su Belgrado? Non si deve dire. E vabbè, però è vero. Poi è passato un po' di tempo e si è visto. Ora, primo verificheremo questo. Secondo, quanto ancora invece la strada, che appunto già secondo me è diventata incompatibile, di proporre piani di pace, possa venire fuori da un paese che manda le persone a combattere, oltre ai soldi e oltre alle armi. Il piano di pace italiano ti accende di entusiasmo? Sei pieno di speranza, di ottimismo? Tutto l'Occidente, Italia compresa, che manda armi all'Ucraina, addirittura si boicotta anche la cultura, tutto, no? E poi ci si propone con un piano di pace, ma te lo rigetteranno sempre, non sei credibile, non te l'accetta una delle due parti. Quindi già l'Europa, l'America sono fuori. Ora, Dici, il piano di pace potrebbe farlo un altro paese che non si sta comportando come noi, ma noi questa opportunità l'abbiamo persa. infatti, per esempio, la Turchia, anche se faceva parte della NATO e anche se ha mandato i droni, comunque si è mosso in un determinato modo. Israele poi, sì, poi c'è stato quel discorso lì di Hitler ebreo. E un altro stato che può essere la Cina. Perché no? Poi non ne vedo altri. Beh, Avanti, forse il Giappone. sarebbe per la Cina sarebbe un evento storico, secondo me, per l'Europa. Cioè una guerra in Europa che vede come soggetto significativo e quasi a cui bisogna essere grati, cioè è il ribaltamento della prospettiva eurocentrica. Sì, a meno che non si fa cercare qualcuno in Sud America, non lo so, ma chi? Brasile, Bolsonaro oppure Cile, ma là hanno i loro problemi, non penso che, e non hanno quello spessore. No, io vedo la Cina come soggetto il che ha un potenziale. Oppure non lo so, potrebbe essere anche l'ONU, però l'ONU si è visto, si è mosso dopo un mese e mezzo, e siamo sempre lì con i limiti che può avere l'ONU. Potrebbe essere la Svizzera, così come, Ma non l'ha mai fatto. però non l'ha mai fatto. Ora, innanzitutto, come diceva appunto un generale nella trasmissione, non si lancia, non si dà una proposta di pace così. Prima tratti in modo riservato, Lo diceva anche Orsini. senti una parte, senti un'altra parte, vedi, tocchi un pochettino il polso alle due parti, Certo. dopodiché gli fai sapere che hai una proposta di pace, però prima di discutere della proposta di pace discuti di un cessate il fuoco,
perché il primo passo è il cessate il fuoco. Se accettano il cessate il fuoco, instaura i colloqui di pace, cioè un tavolo di trattativa dove illustri, senti le varie parti, ti appoggi ad altri soggetti per interposto a persone, no? Che so io ho questo piano qua, chiami Israele, dice puoi parlare con Zelensky per dire Certo. e mi fai sapere che cosa ne pensa di questa modifica. Fai una triangolazione, diciamo. Te telefoni all'ambasciatore cinese, dice me lo senti, la Russia per vedere che cosa ne pensa di questa altra modifica, eccetera. E artiglieria, forcella, lungo, corto, e trovare un compromesso. I trattati di pace sono dei compromessi. Indubbiamente. Quando non c'è la resa totale. E in questo momento la Russia non se ne andrà più da quei territori, anche perché sta cambiando, come dicevo, sta cambiando la segnaletica, sta facendo circolare il rublo. Adesso c'è la notizia che ha allungato l'anno scolastico nelle zone occupate perché ha inserito lo studio del russo che era stato bandito dall'Ucraina. Insomma, ha messo radici, va, o almeno l'obiettivo è quello. Cioè sta mettendo radici, non le perde più, cioè non se ne andrà più da quelle zone. E per questo dico che chi ha consigliato e ha illuso Zelensky ha più colpe di Zelensky, perché Zelensky non lo doveva fare iniziare proprio questa guerra. C'erano gli accordi di Minsk ed erano quelli che poi tra l'altro l'ipotesi di pace dell'Italia ricalca gli accordi di Minsk grosso modo. E allora perché non si accettavano prima e si evitavano sti 100.000 morti? Ci perde la faccia sia Zelensky che Putin. Cioè, anzi, Putin c'ha proprio da non perdere niente, perché se ritorni a quello che voleva lui, ma a questo punto non te li cede più quei territori. Cioè, se ne faccia una ragione, forse si riderà, ma pochissimo, cioè ormai quei territori li ha proprio fatti suoi. Questa è la realtà dei fatti. Per questo dicevo, se Zelensky vuole di nuovo quelle zone, o fa una grande controffensiva, nel senso che se le deve andare a riprendere, Chiaro. se ne è capace. In base a noi che andiamo a morire con lui, insomma, fondamentalmente, questo è in maniera esplicita. Ma siamo disposti? Io vorrei chiederlo chiaramente a quelli che pensano che non è una domanda reale, invece credo che sia l'unica domanda che merita una risposta. Cioè, la vuoi fare sta guerra o non la vuoi fare? E questo è il fatto. Perché vedi, una cosa è vedere le immagini che questi inviati ci fanno vedere e che purtroppo il piccolo schermo ci presenta le cose e ce li fa vedere come se fossero delle immagini di un film, di qualcosa che è lontano. Io voglio vedere quando arrivano le bombe, veramente, oppure tornano le bare dei ragazzi italiani. È quello purtroppo, un bagno di realtà che sembra l'unica cura, però non dovrebbe essercene bisogno, perché non è come mettere il dito sul fornello, è come buttarsi dal 10° piano e scoprire che se ti butti dal 10° piano la vita finisce. Insomma, ci vorrebbe una prevenzione maggiore. Ecco, noi appunto, più che attirare l'attenzione sul fatto che non è un gioco e questi nostri rappresentanti dovrebbero essere un po' più attenti nel pensare di poter giocare a fare i paceri e gli armieri in contemporanea, più di questo non possiamo fare. Concludiamo la puntata di oggi, vi lasciamo in compagnia della selezione di vignette e immagini
che ogni settimana dalla satira riusciamo un po' a proporvi e che riteniamo anche diano il loro contributo, e ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Buonasera.